I rappresentanti Enipower e Matrica hanno cercato in tutti i modi di essere rassicuranti sui rispettivi progetti legati al lancio del polo di chimica verde a Porto Torres, ma alla fine, anche dopo l'assemblea pubblica svoltasi ieri a Palazzo di Città di Sassari, i dubbi rimangono. In particolare è molto forte la paura del territorio che la centrale a biomasse, della potenza di 205 MW, possa essere in realtà utilizzata come un inceneritore, quindi per bruciare rifiuti. A questo Consiglio provinciale ci sembra un tour dell'ENI che è venuta qui a convincerci che la chimica verde non sia il loro cavallo di battaglia per non fare le bonifiche e per costruire un inceneritore a Porto Torres. La cosa assurda è che tutto questo avviene con la complicità di buona parte di questa classe politica che probabilmente non è in grado di progettare altro. Noi stiamo protestando perché questa riunione è una farsa, doveva essere fatta prima della firma del protocollo d'intesa e oggi è semplicemente un'operazione pubblicitaria per tranquillizzare gli animi. In realtà ci sono molte perplessità sulla chimica verde, i cardi probabilmente non verranno mai bruciati, bruceremo mondezza, si parla probabilmente di un nuovo inceneritore e fondamentalmente stiamo parlando di sacrificare un territorio molto importante anche per una sua ipotetica reindustrializzazione e per continuare con un modello di sviluppo che fa qua da tutte le parti ormai è fallito. Insomma, noi siamo molto critici su questo aspetto, difendiamo il diritto degli operai ad avere il loro lavoro, difendiamo il pieno salario, però vogliamo che gli operai vengano coinvolti in un processo di riscrittura di un nuovo piano industriale per la Sardegna e anche per il Golfo dell'Asinara.